Nell'ultimo evento della Rising Sun Wrestling Promotion ho fatto il match che doveva essere il più importante della mia carriera fino ad adesso. Un match per il Milan Wrestling Federation Championship. Una delle cinture più importanti in Italia. Una cintura che pensavo che potesse assicurarmi un trampolino di lancio nella mia carriera. Un match che doveva essere uno contro Matt Disaster, ma così non è stato. Perché i Rebel Souls, come sempre, attraverso interferenze e scorrettezze, hanno assicurato che Matt Disaster rimanesse campione, immeritatamente. Ma non è nulla di nuovo, Kronos Entertainer, Steve McKee, Matt Disaster. Da quando sono arrivati in Rising Sun, è quello che fanno. Scorrettezze, interferenze, rovinano match, incontri, eventi. Per noi lottatori e per tanta gente del pubblico. E io dico basta. A Fireball Homecoming, il 13 novembre, sabato a Pero, Steve McKee! Io ti affronto in un match uno contro uno. Mi è costato il match più importante della mia carriera. Io ti ho già battuto una volta. E questa volta ci affronteremo senza Rebel Souls, senza scuse, senza interferenze. Se ne hai le palle, uno contro uno. Basta così. Chiudiamolo una volta per tutte.